Dopo un inizio scoppiettante per il Cotton Club che ha travolto 5-2 l'Ad Maiora Soccer, i campioni in carica si trovano davanti la neopromossa Steaua 2005, squadra ostica ma ancora lontana da quella che sicuramente è e sarà la squadra da battere. Amici di Fanner, buonasera dall'Empire, si gioca la seconda giornata di Serie A, sarà Davide contro Golia, sarà Steaua 2005 contro Cotton Club. Sta per iniziare questa seconda giornata quindi della Lega Calcio 8, si tratta della seconda appunto giornata, Cotton Club che ha vinto la prima, Steaua 2005 che invece ha perso contro il Cottini Staibano Gomme. Il Cotton Club inizia attaccando da destra verso sinistra, maglia nera e calzoncini bianchi, Steaua invece attaccherà da sinistra verso destra rispetto ai vostri monitor in maglia gialla, banda verticale obliqua nera con annessi calzoncini blu. Il Cotton Club potrebbe iniziare subito con la battuta verso lo specchio della porta con Christian Conti, c'è lui sul pallone che ha trovato un gran gol in quest'ultima, anzi nella prima giornata di campionato della Serie A. Appena inizierà la gara andremo a leggere le formazioni dei giocatori che sono impegnati questa sera all'Empire. Cotton Club che gioca in casa, l'anno scorso la formazione di Giuseppucci era al Circolo Ciriaci, quest'anno giocherà qui invece all'Empire. Si sta aspettando il cambio della maglia da parte del portiere del Cotton Club che ovviamente è Santarelli, si cambia la maglietta con il fratino per non confondersi con gli avversari. Fischio del direttore di gara, c'è subito Conti quindi che va alla battuta della centrata direttamente verso lo specchio della porta dopo questa giocata del numero 23 del Cotton Club che ha trovato, come detto in precedenza, un fantastico gol nella partita di avvio. Andiamo a leggere le formazioni della serata con il Cotton Club che si schiera con Blandino Federico con la maglia numero 6, mentre davanti c'è Forcina, lo vedete giostrare il suo primo pallone del match. Con il 9, quindi il centroavanti, sostituisce sia Lefebvre che Barbarella, assenti questa sera. Poi Conti con la maglia 23, con il 4 Alessio Fatati, con il 9 Francesco Fernetti, Forcina appunto con il 9, Le Rose Ludovico con la maglia numero 11, Piccari con il 32, ovviamente inizia dalla panchina. L'anno scorso fu allenatore proprio di questo Cotton Club che come al solito vinse la Serie A e la vinse, scusate, contro la Pisana Calcio 8. Il lancio in avanti per Forcina, la palla è buona, l'aggancio anche del numero 9 che poi si fa ipnotizzare dall'estremo difensore dello Steaua. Non abbiamo ancora fatto in tempo a leggere tutta la lista del Cotton perché siamo partiti a 1000, sono partiti a 1000 soprattutto i campioni in carica che ci provano ancora con Forcina, poi dopo Piro il numero 7 in maglia nera, Puccino Andrea con la maglia numero 24, con il 3 Riccardo Sofia, Tinazzi con la maglia numero 10, chiude la lista Zamperini con la maglia numero 21, mentre c'è il primo calcio d'angolo del Cotton Club, può sfruttarlo da destra la formazione in maglia nera, dentro per la testa di Zamperini, arriva Conti con il destro. Il Cotton Club inizia come aveva chiuso la prima giornata di campionato, ovvero con un gol di Christian Conti, 1-0. Il Cotton dopo 4 minuti passa a condurre all'Empire.
Lo Steaua invece risponde con Cercez con la maglia numero 10, 2 Dobrin, Dumitru con la maglia numero 9 che è l'unico marcatore appunto dello Steaua, con l'1 Ionut, con il 16 Ionescu, con il 6 Dumitru Jai, con il 23 Maftei, con il 7 Mihai, Tilinka con la maglia numero 5, Valentini con il 21, Volodea invece con la maglia numero 4. Prova a reagire lo Steaua, questa volta sulla sinistra si lamentano i giocatori della formazione romena con il direttore di gara che non ascolta però le proteste dei ragazzi dello Steaua, che si devono accontentare di una rimessa con le mani sulla tre quarti, anzi no, sarà direttamente calcio d'angolo. Salgono le maglie gialle, a saltare sono 4 all'interno dell'area di rigore del Cotton Club. Il pallone è teso, raso terra, il sinistro però è fuori misura da parte del numero 6 che vorrebbe la deviazione. Si trattava di Dumitru Jai. Risponde il Cotton Club che porta su il pallone con Conti, aperto sulla destra per Tinazzi sulla verticale, poi Blandino riesce con il destro a andare ancora nuovamente da Conti che è il difensore centrale, il perno di difesa di questo Cotton, ma spesso al vizio del gol, come lo ha dimostrato in queste prime 2 giornate di campionato. È a quota già 2 il numero 23 che adesso imposta l'azione sulla fascia destra. Cotton Club che guadagna metri su quella corsia, viene Tinazzi ad incaricarsi della battuta con le mani, fanno movimento davanti i ragazzi in maglia nera. Si trattava di Forcina e del numero 11 Ludovico Lerose che non riesce però a trovare il pallone, poi Blandino lotta con l'altro numero 6 a centrocampo, alla fine alla meglio un giocatore in maglia gialla che allarga per Valentini, pressato proprio da Lerose. Sotto la nostra postazione invece si muove Dobrin che ricomincia al limite dell'area di rigore, deve andare al passaggio in verticale, lo fa però regalando la sfera a Blandino che va dal compagno, in mezzo c'è Forcina da solo, finisce giù un ragazzo in maglia nera, calcio di punizione del Cotton. Hai fatto amici a quello! Jai, appropi, vieni mai tu, centrista! Calcio di punizione per il Cotton Club sulla destra. Ionut Turnea sistema 2 uomini a difesa del primo palo. Eccolo il calcio di punizione battuto forte, tesa al centro, trapassa tutta l'area di rigore, applaude Picker in panchina, contento per l'inizio del Cotton Club. Rimessa con le mani, anticipo di Conti, forse con la gamba un po' troppo alta, e dello stesso avviso al direttore di gara che concede il calcio di punizione allo Steaua. Steaua che ha perso in questo avvio di Serie A 3-1 contro il Cottini. Cotton Club invece vincente 5-2 contro la Maiora Soccer, che è un altro team, una neopromossa di quest'anno, insieme al Tormarancia, insieme alla Lazio, insieme proprio allo Steaua 2005. Tinazzi toccato da dietro, calcio di punizione, si ferma il terzino destro del Cotton con un po' di ritardo, restituiscono il pallone ai campioni d'Italia che ritornano ancora da Conti, si muove tra le linee Blandino, è proprio lui a ricevere il pallone, subito pressato, un altro contrasto a metà campo, questa volta non ravvisa il fallo il direttore di gara, chiama invece dall'altra parte il pallone Ionut Turnea che con le mani va vicino dal compagno, centralmente invece imposta Dumitru. Avanza 5-6 metri, poi in verticale, buono lo spunto qui dello Steaua che prova a spingere sulla destra, il colpo di tacco, il pallone rimesso dentro da Maftei che conquista la rimessa laterale sulla destra, il pallone dietro per Valentini, può anche calciare, infatti effettua così il tiro con il destro, scusate si trattava di Dumitru. Non c'entra però lo specchio della porta del Cotton Club che riparte con il lancio verso Forcina, lo stop è difettoso, allora Forcina arriva sul pallone, poi Tinazzi, cerchio di centrocampo, Blandino va da Conti, sale Zamperini invitato dal numero 23 che inventa bene per Forcina, con il destro non riesce ad imprimere potenza sul suo piede preferito, non riesce a segnare il 2-0. Ancora Cotton Club pericoloso, poi Blandino, Conti, ancora Blandino, sale anche Zamperini, il pallone per il 21 che lo riporge ancora tra i piedi di Blandino che accelera un passo diverso dall'avversario, Blandino con il sinistro, poi ancora sfera incollata tra gli scarpini del numero 6 che ricomincia tutto quanto da dietro, la finta del tiro, bella serpentina, ingresso in area di rigore, forse vuole troppo Ludovico Lerose, poteva calciare dopo aver saltato il secondo uomo.
Si riparte con la rimessa con le mani da Tournea quando siamo quasi giunti al 10° del primo tempo. Il Cotton Club è passato in vantaggio al 4° minuto con Cristian Conti. Zamperini di petto, elegantissimo, poi Conti, Tinazzi. Cotton Club che giostra il pallone bene dietro la metà campo. Le Rose, Blandino, Conti, Zamperini. Qualche metro per ragionare il numero 21. Preferisce andare vicino da Zamperini che inventa ancora per il numero 7. Non si è visto molto in questo avvio Daniele Piro, che sicuramente sarà ed è uno degli uomini cardine a centrocampo per Giuseppucci, che qui rischia di recuperare un pallone importante. La fa scorrere Le Rose. Zamperini è il miglior marcatore, adesso lo è insieme a Conti, mentre qui Conti sbaglia a capirsi proprio con Piro. Ne può approfittare lo Steaua, ma Conti è bravissimo a prendere soltanto il pallone. Ancora Cristian Conti. Ottima però la chiusura del numero 21 che sale sulla destra. Ancora Valentini, supera con un dribbling Blandino, poi Zamperini la mette in rimessa laterale. Era rimasto fermo dopo l'incomprensione con il compagno. Zamperini a posto, però rimedio Conti. Il tiro verso lo specchio della porta è tra i piedi di Blandino. C'è il movimento davanti di Piro. Blandino va da Conti che non getta via mai il pallone. Ancora toccato Cristian Conti, ennesimo fallo dello Steaua che già ne ha commessi 4-5 in questi primi 11 minuti di gioco. Cotton Club che andrà al rinvio da dentro la propria area di rigore. Pallone portato da Conti, suggerisce per Zamperini. Zamperini davanti per Forcina, controlla male il numero 9, allora ne approfitta la retroguardia in maglia gialla con Tilinka che cambia gioco, lo fa andando a sinistra, poi centralmente per Dumitru. Pallone che è inseguito e agguantato da Cercez. Ancora Cercez allarga sulla sinistra, il pallone è un po' difettoso, riesce lo Steaua a tenerlo vivo, il pallone dentro. Ancora Cristian Conti, non sta sbagliando un intervento finora il numero 23, ma adesso il Cotton è un po' sguarnita. La conclusione va vicino lo Steaua all'1-1 con il numero 5 Radu Tilinka che calcia con il sinistro, ma è sfortunatissimo. Occasionissima quindi anche per lo Steaua, arrivata quasi a metà del primo tempo. Siamo ancora sul risultato di 1-0, ma il palo ha negato la gioia del gol al numero 5 in maglia gialla, ovvero Radu Tilinka, che gioca centrale di difesa. È salito in quella circostanza. Il Cotton ha lasciato troppo spazio al suo avversario. Le Rose pressa alto lo Steaua, riesce a uscire Le Rose con Blandino, poi il lancio perfetto di Cristian Conti di prima intenzione, dentro per Forcina, mette il corpo davanti, poi il sinistro è largo di molto. Palla riconquistata subito da Blandino dopo l'errore, l'incomprensione tra Ionut Tournea e il proprio centrocampo guidato da Dumitru. Qui va invece a sinistra Tinazzi, ricomincia tutto dal portiere del Cotton Club. Ancora Tinazzi, sale palla al piede il veterano del Cotton Club, va da Piro, viene fuori Forcina a prendersi il pallone, cambio di campo perfetto con il contagiri da Zamperini che la mette giù. Conti, ancora ennesimo passaggio in verticale con Piro che va da Forcina. Forcina lascia scorrere per il destro di Le Rose. Bellissima giocata del Cotton, tiro troppo debole invece con il destro. Ritmi elevatissimi. Lo Steaua supera la metà campo avversaria, il pallone dietro per Valentini che lo ridà ancora a Dumitru. Conti, pallone controllato in qualche modo, ci riesce in due tempi il terzino sinistro dello Steaua, poi il pallone in verticale, anticipo ancora secco di Conti, ma il pallone è ancora in maglia gialla, ancora Conti un'altra volta a mettere il corpo tra pallone e avversario. Qualche incomprensione tra Conti e Tilinka. Mentre arriva il primo time out della gara, è Giuseppucci a chiamarlo.
Squadre di nuovo sul terreno di gioco, siamo poco più della metà del primo tempo, il minuto è intorno al 14esimo, ovviamente ci sarà da recuperare dopo il time out, ha già battuto Conti dentro per Forcina, che non impatta il pallone con il destro. Rientra bene il Cotton dopo il time out, subito palla in verticale, la solita di Cristian Conti per Mirko Forcina, prova a liberarsi all'interno dell'area di rigore, presa facile per Turnea che poi va con le mani, salta ancora Conti, forse con gomito troppo alto, è dello stesso avviso il direttore di gara che fischia il calcio di punizione per lo Steaua. Calcio di punizione, c'è Tilinka sul punto di battuta, il sinistro a cercare direttamente lo specchio della porta, siamo lontani dalla porta di Santarelli, campo che ha dimensioni sicuramente più larghe di quello del Ciriaci. Tilinka prova a mettere giù il pallone, Tilinka, contrasti pesanti all'interno del centrocampo, allarga le braccia Tilinka, non c'è fallo sulle rose, Tinazzi sulla destra, il suggerimento profondissimo per Forcina. Entra in campo il numero 90 invece con il Cotton Club, ovvero Fernetti, lo vedete entrare qui sulla sinistra mentre Blandino con il destro, ancora pallone alto sulla traversa. Turnea va con le mani, aggancio aereo di Blandino. Poi arriva sul pallone prima il numero 2, poi ancora Blandino, messo a terra Dobrin. Qualche battibecco a centrocampo. Nulla di grave, partita sicuramente molto maschia dove domina il contrasto e lo Steaua 2005 ha dimostrato in questi anni di essere una squadra che fa della fisicità la sua arma principale, anche se sa giocare molto bene quando vuole con il pallone. Qui è proprio Tilinka ad andare in verticale, Tinazzi dietro a Santarelli. Santarelli da Conti. Forza la battuta Conti, pallone che scivola ma riesce ad arrivare tra i piedi di Piro, è salito Fernetti a sinistra, Piro prova ad accelerare sulla destra ma è ottimo il raddoppio di marcatura sul numero 7 del Cotton Club, miglior marcatore insieme a Cristian Conti. Tinazzi qui lascia scorrere anche Conti. Santarelli, Conti, pallone per Piro, il suggerimento è sbagliato, si fa anticipare il numero 7, lo Steaua che sta prendendo campo in questa seconda metà di primo tempo dopo aver subito il gol dell'1-0. Qui Fernetti recupera un pallone interessantissimo, riesce però il Cotton a riprendere subito il possesso del pallone proprio per Fernetti che salta l'avversario sulla sinistra, mette il corpo Dumitru in modo irregolare, secondo il direttore di gara calcio di punizione per il Cotton. Ha già battuto Zamperini con Conti che a sua volta va da Tinazzi. Piro viene a sostituire Blandino, forse a centrocampo. Deve indietreggiare il numero 7, mentre è entrato anche il numero 8 con la maglia dei campioni in carica, Riccardo Sofia. Tinazzi. Piro. Accelerazione del numero 7, Forcina, spalla alla porta, si deve aggirare, prova la conclusione, ancora alto il tiro del numero 9. Jonut. Steaua che inizia la sua azione sempre sulla corsia di sinistra, pallone letto benissimo dai suoi compagni in avanti, ma ancora Conti a leggere meglio degli avversari. Tempismo perfetto ancora una volta del numero 23, sicuramente il migliore in campo fino a questo momento, autore anche del gol, non ha sbagliato nulla in difesa. Pallone sulla sinistra per Forcina, un po' decentrato rispetto alla sua posizione. Fernetti va in verticale, pallone troppo lungo,
si perde sul fondo la trama offensiva del Cotton. Turnea, pallone troppo alto, non può raggiungerlo Sofia. Allora a centrocampo se la giostra ancora Cercez, che poi inventa il suggerimento, è buono per il compagno sulla sinistra, il pallone corre più del numero 7, Miai, che non riesce ad arrivare sul traversone. Allora Cristian Conti, c'è Fernetti largo a sinistra, lo vede Conti, la Fernetti la mette giù per Forcina, bellissimo l'appoggio di testa, poi Forcina al limite dell'area, finisce giù, conquista un calcio di punizione preziosissimo. Andrà Conti forse con il destro. Basta, basta! Dani, Dani! Basta! Piro e Conti sul pallone. Quattro gli uomini messi in barriera da Turnea, c'è Conti e anche Piro sul pallone, c'è anche Tinazzi che potrebbe andare con il destro. Conti tocca proprio per Tinazzi che calcia alto sopra la traversa. Pallone giocato da Turnea, pericoloso, ma riesce ugualmente lo Steaua a portare il pallone oltre la metà campo, dove Tinazzi lo raccoglie. Si rifugia da Santarelli che deve andare al rinvio, il destro di Santarelli, Forcina prova a far scorrere un pallone interessantissimo, poi al limite dell'area Piro leva la gamba, arriva Tilinka, poi Miai, pallone riconquistato, sempre al limite dell'area, questa volta il fallo è di Forcina su il numero 4, Volodea. Si resta sull'1-0 quando siamo al 21esimo del primo tempo. Ci sarà del recupero per il time out chiamato dalla formazione di Giuseppucci. Pallone riconquistato, Cotton che sta recuperando palloni infiniti a centrocampo. E ancora fallo ai danni di Forcina, qualche metro più indietro. Conta i passi Cristian Conti, questa volta sono 5 gli uomini in barriera. Dovrebbe andare il numero 23 che poi lascia per Piro, calcia ma il pallone si infrange sul muro di maglie gialle. Allora Tinazzi, esce il pressing del Cotton, si deve ricominciare da Santarelli che va da Piro, spostatosi a sinistra. Il lancio di Piro che ha sostituito Zamperini, era salito per il calcio di punizione. Ennesimo fallo, questa volta a commetterlo è Jai. Partita che sta forse scivolando. Direttori di gara che dovranno forse estrarre qualche cartellino nel secondo tempo. Conti. Piro. Lo scambio buono per Zamperini sulla sinistra. Ancora Zamperini. Può crossarla il 21, non se la sente di andare con il destra. Allora Piro. Tinazzi dalla parte opposta di campo. Applaude Giuseppucci. Piro.
pensa alla conclusione il numero 7, stava per diventare un passaggio per Forcina, letto bene dalla retroguardia in maglia gialla che non riesce a uscire però in questa fine di primo tempo. Allora ancora Piro tra le linee prova ad inventare, Forcina si era spostata a sinistra, il suggerimento era per Sofia. Allora Dumitru, è ottimo però il pressing del Cotton Club che costringe Dumitru all'errore in questa circostanza. Stiamo per entrare nel recupero di questa prima frazione di gara, vediamo se ci sarà. Ci sono state parecchie interruzioni. Sofia per Zamperini, Zamperini ancora dal numero 8, siamo sempre dietro il centrocampo. Conti alza la testa, non va al traversone, ricomincia da Zamperini, chiama Ionut, il pressing dei propri centrocampisti. Ancora Zamperini, Cotton Club che vuole un fraseggio più veloce, ci prova Piro ma il pallone non penetra, ma ha recuperato già il pallone Forcina che viene addirittura a dare una mano in fase di ripiegamento. Sofia, Fernetti larga a sinistra, vuole la sfera, Sofia invece si appoggia vicino a Zamperini che si allunga forse un po' troppo il pallone. La Veronica di Zamperini che riesce a superare il primo, non passa sul secondo, conquista il calcio di punizione, già battuto il pallone che si perde in rimessa laterale. La palla è per il Cotton Club. Tinazzi con le mani da Conti, stop di Suola, vicino c'è Sofia, Conti vuole il movimento degli attaccanti che arriva ora con Forcina, prova a passare il numero 9 che sicuramente ha vita difficile questa sera con la fisicità dei tre giocatori dietro dello Steaua che non mollano un centimetro agli avversari. Gol che è arrivato nei minuti iniziali, non si era piazzata bene, adesso sembra aver preso le misure. La formazione che ha perso l'esordio con il Cottini, Conti dietro da Santarelli, va in pressione, allora Santarelli con il destro, Fernetti arriva con il petto sul pallone, Sofia sulla destra c'è Tinazzi che può spingere sulla destra, campo davanti a sé, allora calcia con il destro in calcio d'angolo, si distende Turnea, ottima azione del Cotton sulla destra. Calcio d'angolo sarà l'ultima occasione del primo tempo, sul pallone c'è Piro che va dentro, prova la rovesciata Fernetti, poi Sofia calcia la sfera, resta lì, va al cambio campo la gara con il Cotton Club in vantaggio di 1-0 qui all'Empire. Secondo tempo che sta per avere inizio, ovviamente squadre a campo invertito con lo Steaua che ci prova dalla centrata come aveva iniziato Conti, il pallone però finisce sopra la traversa di tantissimo, nessun problema finora per Santarelli, l'unico tiro velenoso dello Steaua si è infranto sul palo anche se c'era l'estremo difensore del Cotton Club che per questo secondo tempo attacca da sinistra verso destra con Zamperini che va a cercare Forcina, pallone troppo lungo. Allora Ionut Turnea con le mani sempre sulla sua sinistra e sempre il solito lancio avanti e sempre il solito Conti che va da Sofia. Forcina prova a restituire la sfera al numero 9, ancora Forcina si gira, tiene bene il pallone, calcia con il destro, Turnea in due tempi, gliela leva il compagno dalle mani. Ci ha provato ancora il Cotton Club a farsi subito vedere in questi minuti iniziali di secondo tempo. Zamperini, mentre Piccheri ha sostituito qui sulla destra Tinazzi. Fernetti non riesce a controllare, allora il pallone passa per i piedi dello Steaua, non pressa il Cotton, sale adesso Forcina, sale anche Blandino, Steaua in difficoltà dentro la propria area di rigore, prova Miai a metterla davanti sulla testa del solito Conti che va da Sofia, Forcina appoggia ancora per Sofia che calcia con il destro, pallone fuori. Turnea, Giuseppe Pucci chiede di aumentare il ritmo, ancora Conti, ennesimo intervento di testa, ennesimo anticipo, Sofia va da Forcina, non riesce a finalizzare ancora l'attacco del Cotton,
tutto ciò che stava facendo di buono dietro Conti. Zamperini con le mani dentro da Fernetti che si gira, vertice dell'area di rigore, il pallone questa volta passa per Dumitru, prova a ripiegare, lo fa benissimo il Conti, poi Zamperini e poi Fernetti. Zamperini attaccato, gli scippa il pallone Cercez, poi Zamperini e commette fallo questa volta il capitano del Cotton Club. Barriera a 2, anche se siamo distanti dalla porta di Santarelli, continua ad urlare invece dall'altra parte, dall'altra porta, Ionut Turnea e guida i suoi, il sinistro, è da dimenticare qui per lo Steaua. Santarelli direttamente per Forcina che prova a passare, ma c'è un fallo secondo il direttore di gara. Aspetta. Vico, pure se sei sbagliato, vieni dietro. Si riprende a giocare dopo qualche protesta legale del Cotton Club. Miai, pallone filtra sulla destra per lo Steaua che può spingere di pochissimo, non arriva Dumitru Jai, pallone che si perde oltre la linea della rimessa laterale. Zamperini, Sofia si appoggia da Piccheri, Conti, lancio di Conti, questa volta è troppo lungo, uno dei rari suggerimenti in verticale sbagliati da Cristian Conti, ma il pallone è regalato ancora a Forcina che questa volta finisce giù. Dovrebbe arrivare il primo cartellino del match, non arriva per lo Steaua, ennesimo fallo conquistato da Forcina. Ancora Conti a contare i passi, c'è il numero 23 sul punto di battuta, la sfera passa, Turnea la tiene sulla linea come può, salva il risultato ancora il portiere dello Steaua. Sofia attacca Cercez che riesce a passare bene, supera la mediana, poi messa giù da Fernetti. Sono trascorsi 6 minuti dopo il cambio campo. Lo Steaua apre sulla sinistra, la conclusione di destro. Miai ha provato una cosa impossibile. Di mezza girata c'era Blandino che lo aveva trascurato. Tinazzi aveva guadagnato qualche metro centralmente. Conti con il mancino da Forcina che si allarga questa volta sulla sinistra, si sta muovendo molto il numero 9, anticipo, bravo Zamperini. Turnea questa volta va sulla destra, Zamperini, sale Conti che commette fallo a centrocampo. Adesso sono 2 consecutivi falli fischiati contro il Cotton Club. Miai attaccato da Blandino, Piccheri guida i suoi, questa volta non è dentro la panchina ma è dentro al terreno di gara. Ionescu ci prova direttamente da dietro la linea di centrocampo, Santarelli guarda solo
la sfera che termina alle sue spalle. Conti. Viene incontro Blandino, il pallone per Sofia, attaccato subito il numero 8, allora Piccheri deve rinviare come può senza vedere bene avanti, fa scorrere però Forcina per Blandino con il destro, Turnea, salvataggio che è come un gol sul destro di Blandino, calcio d'angolo Cotton. Farti tu passi! Vicino ancora al raddoppio il Cotton Club. Fernetti va ad aggiudicarsi il tiro dalla bandierina, siamo all'8° minuto del secondo tempo, è andata vicinissimo il Cotton Club al gol del 2-0. Cotton Club che aveva sbloccato la partita nei primi minuti di gioco, ci ha provato ancora nel secondo tempo, che sicuramente è iniziato meglio del primo, dove il Cotton è sempre stata padrona del campo ma non è mai riuscita a trovare quel varco giusto per chiudere la partita. Pallone all'interno dell'area di rigore, prova a salire Sofia, è rimasto giù un giocatore in maglia gialla. Cotton che butta fuori sportivamente il pallone. Fermo! Cambio! Esce Fernetti, rientra Ludovico Lerose che si va a posizionare con la maglia numero 11 sulla sinistra davanti a Zamperini, mentre si rialza Johan Dobrin all'interno dell'area di rigore, ancora fuori dal terreno di gioco, sembra non essere nulla di grave per il numero 2. Blandino che restituisce il pallone a Turnea. Tilinka, buona l'apertura di Tilinka sulla destra, c'è Lerose appena entrato in campo a dare fastidio, riesce a riconquistare il possesso del pallone, non c'è fallo, allora Sofia si lotta in un fazzoletto, 2 maglie gialle contro 2 maglie nere, alla fine Sofia riesce ad uscire, palla al piede per Forcina che fisicamente sta tenendo bene botta agli avversari, ancora Forcina, si apre, c'era il passaggio sulla destra che non arriva con i tempi giusti, allora Conti, cerchio di centrocampo, il suggerimento deviato, Turnea con le mani, evita il calcio d'angolo. Ionescu, Sofia, Piccheri, Blandino, Conti. Poteva lasciar sfilare per Zamperini, riesce però il numero 21 a arrivare ugualmente sul pallone, poi Santarelli di prima intenzione a cercare sempre Forcina, ottima la sponda per Sofia che apre per Lerose, la fa rimbalzare, prova a riaccentrarsi ancora per il numero 8 che prova ad entrare, riesce ad entrare all'interno dell'area di rigore, l'ultimo tocco dovrebbe essere dello Steaua. C'è lui di là, l'ha dato pure giallo! E calcio d'angolo quindi per il Cotton Club, sale velocissimo Zamperini, il pallone è proprio verso Zamperini che ce lo aveva sulla testa, ma il corner è da ripetere. Calcio d'angolo quindi da ripetere, Zamperini, Conti e Forcina all'interno dell'area di rigore dello Steaua, il pallone sul secondo palo, Turnea con qualche difficoltà riesce ugualmente ad uscire e ottenere il pallone. Sofia, Santarelli, si apre Blandino, Santarelli prova a cercare un compagno e lo trova andando vicino da Piccheri, Conti attaccato dal numero 10, si tocca Conti che allarga le braccia. Allora Piccheri al lancio in avanti per Forcina con il petto, lì vicino c'è Lerose. Zamperini chiama il giro palla Piccheri, Conti, il pallone arriva in effetti a Piccheri che poi con il destro prova a cercare Forcina. Jai, ancora Cristian Conti, eccelso dietro alle linee del Cotton, poi non riesce a passare Lerose, intervento provvidenziale di Tilinka che porta sul pallone sulla destra Ionescu. Cambia gioco, Zamperini cicca l'intervento, allora ne può approfittare lo Steaua centralmente, prova a passare, poi Conti senza fallo toglie il pallone a Dumitru Jai, avanza palla al piede il numero 23, c'era Blandino libero sulla destra, lo serve adesso Conti con qualche secondo di ritardo il numero 23. Tilinka, Volodea,
Ionescu. Preso! Blandino capisce tutto, ancora Blandino con il destro, va vicinissimo al palo, occasionissima per il Cotton Club che va vicinissimo ancora al 2-0. Signor arbitro, appena esce il time out. Turnea. Ionescu, ancora Blandino a dare fastidio. Ionescu questa volta la meglio, il pallone passa per il numero 10, c'è vicino a lui a dare manforte Giai, ma Piccheri si fa trovare al momento giusto, nel posto giusto. Forcina l'aggancio in mezzo a due maglie gialle, ancora Forcina prova a girarsi, Forcina al limite dell'area di rigore, finisce giù, vediamo dove è avvenuto il contatto. Direttore di gara che indica il calcio di punizione fuori dall'area di rigore, circa 1 metro dalla linea. Venite, oh Alessio! Ale, ho chiamato il time out, venite! Mirko! Si dovrà aspettare il time out chiamato dal Cotton Club per la battuta del calcio di punizione. Squadre che si piazzano dopo il time out chiamato dal Cotton Club, il primo del secondo tempo e il secondo di Giuseppucci, ne ha chiamati 0 invece lo Steaua. Sul pallone c'è ovviamente Conti, c'è anche Forcina però lì vicino. Accorti io dire, Barriera lunga, sono 5 le maglie gialle messe a protezione da Turnea. Sul pallone c'è Conti, fischio del direttore di gara, ancora Cristian Conti con il destro troppo debole contro la barriera. Santarelli, facile, non si può impensierire così uno dei miglior portieri della Serie A. Piccheri, Forcina si appoggia a Sofia che perde un brutto pallone, esce Conti, pallone di Tilinca sulla sinistra, ancora Tilinca a dare fastidio, c'è Piccheri che va da Santarelli, Santarelli di prima intenzione con il petto, la mette giù Forcina, poi Sofia di prima intenzione verso le rose, gioca benissimo il Cotton Club, a destra si apre Blandino e riceve, ancora Blandino, uno sguardo al centro, il pallone per le rose, tu per tu con il portiere, ancora le rose con il sinistro, il numero 11 del Cotton Club finalizza una delle più belle azioni della partita. Cotton Club 2, Steaua 0. hai usato la testa senza di prima, la cazzo di palla di prima. Oh, non abbassiamo ritmo, non abbassiamo ritmo, Dani. Rete quindi di Le Rose, Ludovico Le Rose, maglia numero 11, ad andare in gol per il Cotton Club. Tilinca, Piccheri, tra i piedi però di Dobrin che va da Cercez, ancora contro di lui, intramontabile Piccheri, pallone al limite dell'area del Cotton Club, il sinistro va vicinissimo qui all'incrocio dei pali. Lo Steaua 2005 ci ha provato con il mancino Dobrin Johan. Tinazzi, Tilinca, Cercez, punta Cercez, Sofia, ancora il numero 10, va questa volta sul sinistro, pallone in verticale, non si passa perché da quella parte c'è Piccheri, Forcina con il tacco, prova ad andare da Piro, pallone che si infrange sul corpo di Volodoa. Allora Cercez sotto la nostra postazione prova e riesce a passare sulla sinistra, poi in verticale a cercare il compagno che lotta contro Piccheri, vediamo di chi è l'ultimo tocco, è del giocatore del Cotton Club. Allora Dumitru Giai conquista la rimessa con le mani, ancora Dumitru ad andare al limite dell'area di rigore, filtra il pallone, poi Volodea arriva prima di Piro,
finta di retropassaggio a Tournea che inganna in qualche modo il numero 7 del Cotton Club. Sale, supera la mediana, poi Conti, pallone che passa a Tournea al limite dell'area, raccoglie il pallone con le mani, c'era Forcina in agguato, passaggio letto da Le Rose che va in pressione insieme a Forcina, allora Tournea con i piedi, rinvio lungo in zona Conti che la mette elegantemente giù. Tinazzi, Forcina, sponda per Sofia, non levano mai la gamba i giocatori dello Steaua. Tilinka tra Piro e Forcina, riesce il fraseggio. Cercez, Le Rose, dopo il suggerimento di Tinazzi, corre più del pallone il numero 11 in questo caso, ma è bravissimo a riconquistare il pallone Piro. Per Forcina, calcia con il destro, pallone largo. Forcina, secondo il direttore di gara, ha allargato in maniera irregolare il gomito. Tilinka, movimento di Cercez che converge verso il centro del campo, apertura buona sulla sinistra per Dobrin che va a cercare ancora Cercez. Piro accelera il numero 7 a cercare proprio Forcina, non è mai uscito il numero 9 in assenza di Lefebvre e Barbarella. Piccheri con le mani nei pressi della panchina dello Steaua per Piro, spalla alla porta, si gira, converge verso il centro del campo. Le Rose per Sofia, ancora pallone per il numero 11 che riesce forse a tenerla viva. Secondo il direttore di gara il pallone ha interamente superato la linea di fondo. Allora Tournea con le mani non esita ad andare al rinvio, deve recuperare 2 gol lo Steaua e ha solo 6 minuti per farlo. Tilinka, sinistro di Tilinka dalla parte opposta, riesce a passare in qualche modo e anche in qualche modo riesce a controllarla Valentini che poi prova a liberarla con il destro, pallone che resta al limite dell'area di rigore. L'ultimo tocco è di un ragazzo in maglia gialla, rimessa quindi dal fondo per Santarelli. Santarelli con le mani da Forcina, le ha prese tutte con il petto, fondamentale in questa gara. Le Rose scambia con Piro, dentro c'è Forcina sul secondo palo, il suggerimento era proprio forse per Forcina. Cercez su Piccheri, si accentra il numero 10, lo scarico sulla destra, poi ancora pallone di ritorno per Cercez sulla tre quarti. Prova ad inventare per l'inserimento con i tempi giusti di Ionescu, ma riesce a leggere bene Santarelli. Allora Piccheri, Forcina, non passa il pallone, Forcina chiede il fallo di mano, non lo accontenta l'arbitro di sinistra. Cercez scorre la sfera per Santarelli che palleggia, la raccoglie con le mani, c'è Piccheri sulla destra che si fa vedere. Santarelli non lo serve, va da lui in questo preciso istante. Allora Piccheri sulla sua stessa verticale va a cercare il compagno che però aveva tagliato verso lo specchio della porta. Allora Cercez ancora contro Piccheri, si rinnova il duello, sempre Cercez gioca con il pallone, suggerimento come al solito dalla parte opposta di campo dove può calciare con il destro Dumitru sopra la porta di Santarelli di circa mezzo metro. Entra in campo con la maglia numero 7 Miai per lo Steaua. Esce con la maglia numero 16 Ionescu. Conti, lancio perfetto in avanti, non c'è Forcina, questa volta c'è Le Rose che prova a controllarla in mezzo a 3. Era riuscito nel primo stop. Tilinka, Cercez, Piccheri, prende solo il pallone. Allora Piro, pallone da una parte, giocatore dall'altra, strattonato da Dobrin, cartellino giallo, il primo del match.
3 minuti al termine più recupero, il risultato è già arrotondato. Cotton Club che ha trovato una rete nel primo tempo, una nel secondo. Sul pallone questa volta c'è Daniele Piro, non c'è Cristian Conti, siamo da posizione più defilata sulla destra, sono solo 2 le maglie gialle messe in barriera da Ionut Turnea. C'è sempre Piro pronto a calciare a piccoli passi, la rincorsa di Piro che calcia centrale potente ma alto. Tilinka, sinistro di Tilinka a pescare l'inserimento del compagno sulla destra, esce bene con i pugni Santarelli, poi Le Rose allunga la falcata, Cotton Club che ha più velocità sugli esterni con Le Rose, Blandino e Piro che in questo momento prova a metterla dentro con il destro, non si coordina bene, arriva tardi e male sul punto di impatto con la sfera. Tilinka, Sofia in anticipo, Forcina, c'è Piro lì vicino, servito da Forcina, Piro con il destro, chiude la partita. Cotton Club 3, Steaua 0, terzo gol in campionato in 2 gare per il numero 7 del Cotton che raggiunge quindi Conti a quota 3. Centrata dello Steaua che quindi è sotto di 3 reti a 1 minuto dal termine, è arrivata la rete di Piro che raggiunge quota 3, è il miglior marcatore del Cotton Club. Cristian Conti con il gol di stasera è fermo a quota 2, un gol per partita. Santarelli, Lascia! sul pallone Piccheri, scambiare con Forcina, ancora Piccheri sotto le gambe per Forcina che conquista secondi e conquista il calcio d'angolo. Piccheri dalla bandierina, forte sul secondo palo, Forcina di testa, Turnea la blocca e sulla parata del portiere dello Steaua 2005 si chiude l'incontro. Il Cotton Club batte per 3-0 appunto lo Steaua e guadagna ancora 3 punti, sono 6 per i ragazzi di Giuseppucci che hanno totalizzato 8 reti in 2 partite, ne hanno subite solamente 2.